L'ultimo studio archeogenetico del Dipartimento di Preistoria dell'Università di Cagliari, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, contiene un'eccezionale scoperta. Dal DNA di due scheletri emerge che l'isola era abitata sin dal Mesolitico e che i primi abitanti non avevano nulla in comune con i coloni arrivati successivamente. Laura Passetti. La Sardegna era abitata anche 11.000 anni fa, lo dimostrano le analisi genetiche di resti ossei umani ritrovati nel sito di Sucarroppu a Carbonia e studiati dal Dipartimento di Preistoria dell'Università di Cagliari in collaborazione con le università di Firenze e Ferrara. Questi due individui su tre, ripeto, hanno restituito la possibilità di ricostruire per intero il genotipo. E il dato è estremamente interessante perché rivela che il loro patrimonio genetico non ha nulla o pochissimo in comune con i neolitici che hanno seguito poi nella colonizzazione dell'isola circa 3.000 anni più tardi. Sembrerebbe quindi che per alcuni secoli l'isola sia stata disabitata e comunque al suo arrivo l'uomo neolitico non sia entrato in contatto con le popolazioni più antiche, mesolitiche. La scoperta ha una sua rilevanza internazionale se si pensa che questi ultimi dati archeogenetici si aggiungono ad una ristretta lista di codici genetici preistorici finora analizzati e custoditi negli archivi europei e che formano le poche ma preziose conoscenze su chi erano e com'erano i nostri antenati. Dal punto di vista anatomico erano assolutamente identici, diciamo, a noi. Ecco. Si distinguevano da noi semplicemente per il fatto che predavano le loro risorse di sussistenza, cioè le raccoglievano o cacciavano specie animali, peraltro poche in Sardegna. Sembra che una buona parte della loro attività di procacciamento del cibo fosse gravitante sulle risorse marine ed è questa una delle ragioni per cui vediamo che gli insediamenti di queste fasi sono per lo più dislocati intorno alle coste.